Al Vinitaly abbiamo incontrato Matteo Pressi, consigliere regionale della provincia di Verona, è stato sindaco di Soave. Andiamo a sentire che cosa ci racconta. Il Soave è qui presente con tantissime cantine e tantissimi produttori qui a Vinitaly, e non poteva essere altrimenti. È il vino bianco d'Italia per eccellenza, 6.600 ettari vitati, una delle estensioni più grandi d'Italia, più di 2.000 produttori tra aziende, cooperative e produttori singoli e 50 imbottigliatori, perché poi c'è tutta la filiera di chi produce l'uva, ma di chi poi cura anche le altre parti della lavorazione che conducono fino allo scaffale. È una produzione molto importante. E poi un altro dato che è bello sottolineare: pensate che nel mondo la FAO ha individuato solo 50 paesaggi rurali storici, solo 2 sono in Italia, gli oliveti di Assisi e Spoleto, e poi le colline vitate di Soave, proprio per testimoniare una tradizione plurisecolare nella produzione del vino in questi luoghi, tradizione plurisecolare che nasce anche dalle caratteristiche dei terreni vulcanici. Infatti tutte le colline che stanno tra il Soave, la Val Tramigna quindi, e la Val d'Alpone, la vallata di fianco, è punteggiata da queste colline molto dolci di origine vulcanica e che consentono poi al vino di avere tutte le caratteristiche che l'hanno reso grande nel mondo, compresa anche la grande esportazione che c'è di queste 57 milioni di bottiglie annue che arrivano in tantissime tavole e contribuiscono a fare grande il Made in Italy. C'è un grande territorio anche alle spalle dei vigneti. Matteo Pressi lo conosce bene perché è stato sindaco di Soave. Quando un turista viene nei vostri territori si porta a casa con una bottiglia quello che i francesi chiamano terroir, ma anche tanta passione, perché c'è tanto da fare in bicicletta, a piedi, il turismo quello lento. Sì, pensate che Soave dal 2007 fa parte del network della bandiera arancione, quindi i comuni turistici d'eccellenza del Touring Club Italiani, i piccoli borghi. Nel 2022 ha vinto la trasmissione di Rai 3 il Borgo dei Borghi, è stato dichiarato il borgo più bello d'Italia, e già quando si arriva dall'uscita autostradale abbiamo anche questa fortuna. Soave è facilmente raggiungibile perché è ben collegato, si vede questo castello scaligero che domina la collina con la sua cinta muraria. Pensate, 2 km e 200 metri di cinta muraria, 24 torri, uno dei castelli meglio conservati della nostra regione. Alle spalle, come dicevi tu, i vigneti, e quindi una persona che visita il nostro borgo trova la storia, l'architettura medievale, capisce che qui la viticoltura ha casa da tantissimi secoli, e quindi oltre alle visite in cantina è anche bello scoprire il nostro territorio.